Ora ritornammo noi dell'esercito, noi genieri, come ha detto il generale Rossi, e noi genieri alpini. Il compito era quello di mettere in piedi i prefabbricati comprati dal governo italiano o resi disponibili dalla solidarietà nazionale ed internazionale. E nel corso dell'inverno lavorammo soprattutto nei paesi poco accessibili, per lo più semideserti, e verso primavera, mano a mano che la gente ritornava, noi ci rendevamo conto che però, nonostante la passione, grazie, il segreto è molto semplice, è la stessa identica miscela naturale del caffè. Io vi chiedo scusa, ma mentre gli altri usano sempre. Non riesco a non mettere in stretta correlazione quanto è successo ieri con quanto è successo tanti anni fa, e la mia natura già di uomo molto emotivo mi impedisce in qualche momento di proseguire con la spigliatezza con la quale dovrei farlo. Tra l'altro un inverno trascorso alle dipendenze di Zamberletti non si dimentica facilmente. Lo ricorderemo tra un po' in una immagine nella quale io non ci sono solo perché sono dall'altra parte, quello che scatta la foto. Dicevamo che verso primavera, quando la gente tornava, ci rendevamo conto che, tolti casi particolari come quelli che in questa immagine successiva possiamo vedere, dove consegnavamo degli prefabbricati di qualità, forniti alcuni dalla provincia di Varese, altri da altre comunità internazionali, noi davamo alla gente solo case, solo prefabbricati la cui standard abitativo era molto lontano da quello di una casa. Queste sono le atto, onorevole Zamberletti, molto lontane da quello di una casa. Però alla fine la gente ci guardava lo stesso con grande riconoscenza, con affetto, e le amministrazioni locali per bocca dei loro sindaci ci ringraziavano tantissimo, e noi non capivamo perché, ma forse noi in quella circostanza non davamo solo una casa, davamo una base dalla quale far ripartire la speranza, e questo è quello che abbiamo imparato di più. E questo concetto della speranza, che è entrato nel DNA delle nostre forze armate, lo ha detto con molta incisività l'onorevole Zamberletti prima, e cambiando completamente scenario, andando alla Sicilia del 92, quando la mafia aveva colpito gli uomini simbolo della lotta alla mafia, arrivarono i soldati, primi fra tutti la Giulia. Il loro compito principale non era quello di lottare contro la mafia, perché i mezzi per lottare contro la mafia ce l'hanno altre organizzazioni dello Stato. La presenza dell'esercito era quella di fornire una speranza e una fiducia alla gente siciliana. E cambiando ancora argomento e andando negli scenari operativi di oggi, troviamo primi fra tutti stimati i soldati italiani, e tra essi molto amati, che a dispetto di quanto è successo ieri, gli alpini. Tutti gli eserciti oggi hanno, accanto alle operazioni normali, tipicamente militari, quelle che vengono dette le operazioni civili militari. Si tratta di attività che intendono supportare le istituzioni per la ricostruzione di un assetto politico-sociale che consenta di proseguire nel cammino di pace e di stabilità nelle aree. Questo lo facciamo anche noi, lo fanno anche i nostri contingenti, ma loro fanno molto di più. Vanno a ricercare i bisogni più veri della gente, e per poi soddisfarli vanno presso le istituzioni e le organizzazioni dove in patria ha sede il reparto: Torino, Udine, Belluno, Cuneo, Bolzano e quant'altro, a ricercare le risorse per soddisfare questi beni. Si tratta di iniziative poco più che simboliche: la distribuzione di sacchetti, di zainetti agli scolari,
o la distribuzione di stivali di gomma ai bambini che camminano scalzi, o supportare o visitare degli ammalati. Gesti, dicevo, poco più che simbolico, ma che hanno il pregio e il privilegio di dare un sorriso e di dare una speranza. Questo lo abbiamo imparato soprattutto qui in Friuli e lo abbiamo imparato, lo abbiamo esportato anche nell'ultima operazione fatta in Pakistan, dove una compagnia del genio è stata impegnata in un'area unica della NATO, è stata impegnata in un'area molto complessa, anche lì in un gesto, nella immensità del dramma, un gesto poco più che simbolico, ma molto importante. Concludo portandovi ora e non oggi pomeriggio il saluto mio e delle truppe alpine al convegno, alla cerimonia commemorativa dei caduti dalla Giulia a Gemona, perché io vado a ricevere gli altri. Buongiorno a tutti. In primo luogo desidero sinceramente esprimere la solidarietà e l'affetto dei Vigili del Fuoco nei confronti dei colleghi delle Forze Armate e dell'Esercito in particolare per l'episodio tragico e di ieri. Peraltro mi riferisco alle cose che diceva il generale che mi ha preceduto, sono anche un testimone vero, presente per 7 mesi in Kosovo, a Mitrovica e a Pristina, dove ho potuto davvero toccare con mano il lavoro importante e straordinario che i nostri militari fanno nei teatri di pace. Di questo sinceramente come cittadino e come funzionario dello Stato sono loro particolarmente grato. Ma tornando al nostro tema specifico di questa mattina, abbiamo scelto di far scorrere delle immagini senza audio di un nostro servizio realizzato dai nostri centri di documentazione, dove molti di voi riconosceranno probabilmente, ovviamente, l'onorevole Zamberletti, ma anche molti degli attori e dei protagonisti di questa tragedia di 30 anni fa. Ed ho molto letto e sentito sulle attestazioni di stima, sui riferimenti fatti all'esperienza straordinaria che fu rappresentata appunto dalle operazioni di soccorso e dalla ricostruzione a seguito del sisma del Friuli del maggio del 76. Devo dire che sono sinceramente e pienamente concorde con la valutazione che lì è nata un modo di fare protezione civile che prima non esisteva. Esisteva la legge 996 del 70, ma non esisteva un'organizzazione ancora. In realtà il modello è nato qui ed è un modello che purtroppo poi ha avuto una fase, come è stato anche spiegato dall'onorevole Zamberletti e da altri, di difficoltà in contesti profondamente diversi come il terremoto di Campania Basilicata dell'80. Ma certo l'esperienza del Friuli aveva delle ragioni molto specifiche per essere un modello di intervento dello Stato e degli enti locali particolarmente efficace e particolarmente apprezzato e riconosciuto come tale. La presenza nell'area di forti contingenti delle Forze Armate, a cui anche oggi, come dicevo, va il nostro apprezzamento e il nostro ringraziamento. Una cultura positiva, concreta della gente friulana, che non è un'espressione retorica, è una realtà, credo, da tutti riconosciuta e peraltro, voglio dire,
che si può toccare. La chiarezza anche, e questo mi pare pure sia stato accennato, dello scenario in tempi brevi, dove si era davvero abbattuto la furia del terremoto, cosa che non è stato in Campania e Basilicata. La grande leadership di Giuseppe Zamberletti mi pare un discorso assolutamente riconosciuto e di questa passione che è rimasta immutata in 30 anni. Noi gli diamo sinceramente atto e gli siamo grati, ma anche, e questa è forse la grande novità, il ruolo avuto dai sindaci, il ruolo avuto dall'amministrazione regionale, dal governo locale in genere. Ecco, questo metodo che in quell'occasione, voglio dire, si è realizzato in maniera così apprezzata e così forte, è oggi pienamente metabolizzato